Direi qua. Dicevo prima che volevo ringraziare Antonio perché quando siamo stati con Alexis a Palermo, Antonio non solo è stato di un grande aiuto, però ci ha fatto vedere delle cose, non so, io vivendo in Italia per tanti anni un po' come le immaginavo, però per Alexis e gli altri è aperto un mondo inimmaginabile, quello che succede a Palermo, nel Palazzo di Giustizia, e siamo usciti tutti da veramente molto commossi, anche non solo perché abbiamo incontrato i tuoi colleghi, ma anche lì dal luogo dove abbiamo fatto l'incontro, che era lo studio di Borsellino, che ha fatto molto impressione, poi anche quando siamo andati all'Albero Marconi e tutto quello che abbiamo vissuto, su tutto questo naturalmente dobbiamo ringraziare. Parlavamo di questa Europa, in questo momento, dei diritti e della legalità, che praticamente sono le due grandi vittime. Dicevo prima per gli stipendi che sono abbassati in una estate in Portogallo, Spagna, Grecia e Italia hanno cancellato i diritti del lavoro, praticamente dei lavoratori. Ognuno aveva la sua legislazione, poi avevate l'articolo 38 che l'hanno fatto praticamente a pezzi, ma lo stesso successo a tutti noi. In Grecia, su 11 milioni di popolazione, 3 milioni e mezzo di persone non hanno diritto all'assistenza sanitaria, perché noi non avevamo una volta disoccupazione, era una cosa ignota. Cioè, avevamo una legislazione molto inadeguata, cioè chi perdeva il lavoro aveva l'assistenza sanitaria fino a quando durava il sussidio di disoccupazione e dopo la perdeva, perché si considerava che in un anno e mezzo al massimo che dovevano sussidio di disoccupazione uno trovava il lavoro. Questa cosa ormai con queste politiche della Troica non sono più fattibili, è così tantissima, sempre 3 milioni e mezzo di cittadini non hanno assistenza sanitaria. Possono essere diritti, allora dove sono i diritti? Non esistono più diritti. E questo è anche come possiamo dire, una grande nostra sfida per l'Europa. Quando noi diciamo che vogliamo fare il caso di costruire la democrazia in Europa, di costruire la giustizia sociale, l'eguaglianza, eccetera, e la distribuzione della ricchezza va su questo versante. Un'altra cosa molto importante che ad Antonio è molto cara è il problema della legalità. Dal momento che abbiamo avuto questa crisi veramente, noi abbiamo avuto un primo ministro che è ancora il presidente internazionale socialista, si chiama Papandreou. Quando è scoppiata la crisi, per giustificare tutto quello che la medicina sociale che voleva fare, ha detto che noi siamo un paese più corrotti. Però lui e il suo padre hanno governato la Grecia per quasi 20 anni. Questo qua gli sfuggiva. Però da quel momento che abbiamo accettato abbiamo imposto queste misure di austerità, questa troica, ma lo stesso in Irlanda, in Spagna, in Portogallo, a parte in Italia, perché anche in Italia i commissari della troica stanno nel vostro Ministero delle Finanze e nella vostra banca centrale. Non abbiamo visto niente per combattere l'evasione fiscale, per mettere un po' di regole. Nessuno aspettava, nessuno ha l'illusione di vedere qualcosa, però non hanno fatto nemmeno un piccolo cenno, hanno tagliato dappertutto i diritti, hanno tagliato pensioni, hanno tagliato stipendi, hanno fatto tutte le porcherie immaginabili e possibili, però non hanno nessun segno di voler cambiare qualcosa. E paghiamo sempre gli stessi. Abbiamo avuto tutti la lista Lagarde, migliaia di persone in tutti i paesi del sud Europa, non solo anche in Germania, dall'Olanda, eccetera, dai paesi questi buoni, avevano evaso e sono andati a portare i loro soldi in Svizzera, una banca concretamente che abbiamo avuto liquidati. Avete visto in qualche paese che avete chiamato qualcuno di loro a dare spiegazioni con quali procedure sono finiti questi soldi? E loro insistono, specialmente questa maggiore del Fondo Monetario Internazionale, insistono che noi dobbiamo fare l'austerità perché dobbiamo mettere i conti con quelle cose da studiarsi, perché sono studiarsi per di fare i compiti a casa, perché i compiti a casa, fai questi compiti che ti dicono loro ti mandano, devono dare un'escursione dalla scuola, perché non è una cosa impegnativa. Allora, nemmeno lì abbiamo visto un segnale, niente, praticamente
hanno abolito i nostri diritti, hanno aumentato il lavoro nero, hanno aumentato praticamente tutte le pratiche illegali immaginabili e possibili e continuano a dirci, abbiamo visto anche ieri quando eravamo sul Ballarò, che abbiamo anche molte previsioni per la crescita. Cioè queste cose quando le vedi, dopo tutto quello che è successo, che ti dicono che avrai una cresta, che sono previsioni, che negli ultimi 5 anni, 6 anni, 7, 8 anni, nessuna di quelle previsioni si è confermata, nessuna. Supponiamo però che queste previsioni sono vere, che avremo questo magnifico sviluppo di 0, qualcosa, di 1, qualcosa, eccetera. Ma dopo tutto questo, tutta questa macelleria sociale che hanno provocato, tutta questa distruzione del tessuto produttivo di ogni paese, pensa qualcuno che con 1, qualcosa di sviluppo creeranno posti di lavoro e avremo qualche ricchezza e avremo qualcosa. Già il Fondo Monetario Internazionale, quando ha imposto il memorandum e l'austerità insieme con la Banca Centrale Europea, dicevano che noi per diminuire i debiti e controllare bene i debiti dobbiamo avere ritmi di sviluppo di 4,5%. Non c'è nessuna possibilità, però loro portano ora 3 settimane prima delle elezioni queste previsioni come una grande risposta dell'economia nostra. Qual è il problema? Che noi non possiamo rispondere. Perché noi abbiamo, come dicevamo prima quando eravamo fuori, un blackout informativo. Anche ieri doveva parlare quasi 20 minuti, mezz'ora a Rai, 3 minuti sono abbastanza, c'erano anche abbondati probabilmente per loro. Vedevamo oggi che ero a Roma invitati per la nostra presenza nelle televisioni, prima erano il 0,07, ora siamo arrivati al 0,8. Abbiamo duplicato, però niente, praticamente se prima avevamo 48 secondi, ora probabilmente siamo arrivati in 2 minuti, tipo così, nemmeno 1 minuto e mezzo. Questo. Allora come si fa una battaglia politica in queste condizioni? Perché voi l'avete vissuto come dicevamo prima. Allora, con la gente, e questo è il nostro compito. Dobbiamo uscire fuori queste 2 o 3 settimane che restano a fare politica con la gente. Noi abbiamo fatto un grandissimo sbaglio, io lo vedo molto a Milano, diciamo, sono qui da parecchi giorni, tutte quelle assemblee che facciamo, siamo pensando con gli stessi, andiamo di là, siamo contenti perché uno vede che qualcosa si muove, però siamo sempre gli stessi. Molti candidati mettono dei loro partiti, le preferenze, questa mente di preferenze, queste sono cose inutili, perché noi se noi raggiungiamo il 4%, le preferenze non servono a niente. Allora dobbiamo fare un lavoro politico, una battaglia politica, uscire fuori, parlare con la gente, specialmente con la gente che soffre, che è colpita dalla crisi, che sono tantissime le persone. Molte volte abbiamo anche noi difficoltà, questa sinistra un po' sottovuta, di capire tutto quello che succede nella nostra società. Noi dobbiamo andare a fare un lavoro politico sociale con queste persone, portarle qui, portarle a votare, cercare di trovare tutti questi che magari sono di sinistra e si astengono perché sono successe tutte quelle cose, sono successi gli insuccessi della sinistra, e questa è la differenza che diceva anche prima Serena, che dobbiamo cominciare con un altro stile, che penso che questa cosa è una cosa molto positiva. Io ho fatto quasi 60 assemblee in tutta l'Italia a questo periodo e veramente vedo da tutte le parti tantissime persone che non partecipano da nessuna parte, che vogliono partecipare, continuare a partecipare e a fare qualcosa, ma anche delle persone degli stessi partiti che hanno appoggiato questo esperimento. Moltissimi vengono con l'idea che succederà qualcosa anche il giorno dopo, che non andremo a casa nostra, che non avremo più l'istituzione della sinistra, che nessuno di noi girerà le spalle all'altro per continuare a fare le cose che faceva prima. Però queste cose le dobbiamo spiegare alla gente, le dobbiamo spiegare a tutti questi nostri compagni che non vengono a votare, perché la politica la sinistra fa ancora più schifo, sono scuse che sono tantissime. Però chi non va a votare tutti questi qua in realtà vota meglio. Questo è il discorso. Noi dobbiamo convincere tutta la gente di venire a votare, dobbiamo fare una battaglia molto dura contro il populismo di Grillo, perché veramente non perché è pericoloso, perché molta gente lì dentro non ha visto la sinistra per anni a fare una battaglia e è andata a Grillo. È inammissibile che questa gente che ha una cultura politica nostra, che ha le preoccupazioni nostre, la sensibilità nostra, va dietro a un conto perché grida più degli altri, perché
questo si tratta, senza nessuna proposta, anzi le sue proposte, quelle cose che dice, sono veramente un altro disastro, più grande disastro di Grillo probabilmente da quello che si propone meglio. E dobbiamo fare anche uno sforzo, perché molte volte noi siamo anche molto seccati di tradizioni, noi siamo finiti in queste condizioni anche di questa malattia. Dobbiamo cercare di trovare la gente che decide, la gente che magari sente di sinistra e pensa di chi è di sinistra, e dobbiamo cercare anche di coinvolgere loro che c'è veramente una sinistra in Italia, perché tutto quello che ha a che fare con il PD veramente di sinistra non ha niente. Io lo dico con questo come greco, mi fa paura pensare che dopo le elezioni, quando faranno la nuova Commissione europea, questo Massimo D'Alema diventerà commissario europeo. E lo dico anche, non lo so, uno che è andato lì a bombardare un popolo europeo si mette a fare il commissario. E non solo segnali di sinistra, anche specialmente per un paese che nella sua Costituzione dice che ripudia la guerra. Allora questi sono. Allora dobbiamo fare un grandissimo sforzo. Dopo le elezioni verrà la cosa più dura con i tagli, perché i tagli li farà per Renzi, per qualsiasi cosa dicono. Già Padoan prepara il terreno con dicendo privatizzazioni, quando dicono, perché le abbiamo viste queste cose, quando cominciano a dire noi abbiamo diminuito gli stipendi dei funzionari che prendono molti soldi, significa che dopo questa cosa qua diranno che i fondi non sono tornati, allora andiamo a colpire anche quelli che prendono meno soldi, che prendono le pensioni più privilegiate. 1.000 euro di pensione c'è un privilegio per loro, questo è il giusto. Però queste cose verranno. È illuso chi pensa che l'Italia sarà esclusa da questo parte dell'austerità, perché già si è dentro, avendo detto che è impossibile pagarlo, è impossibile anche gestirlo, cioè tutti i debiti nostri degli altri dell'Eurozona del Sud non arrivano al nostro debito e vogliono fare questa carneficina di fiscal compact che dura in questo debito nei prossimi 20 anni con questi pagamenti di 50 miliardi l'anno. Queste cose sono inammissibili. Allora queste cose le dobbiamo spiegare alla gente, la dobbiamo convincere a votare, ma non basta solo il voto, dobbiamo creare movimenti, dobbiamo creare veramente una grande sinistra autonoma in Italia. Questo è il nostro tentativo e di questo io penso che hanno moltissima paura. Noi in Grecia il 25 maggio saremo il primo partito, in Spagna andremo a tirare la sinistra molto bene, in Portogallo molto bene, in Germania, la stessa Germania andremo bene. Hanno paura che in Italia si crea una sinistra, perché è evidente. Siete un paese che ha avuto la più grande sinistra dell'Occidente, sono venuti 20 anni per il berlusconismo, però non penso che si cancellano le cose, perché noi abbiamo un grandissimo alleato che è la crisi. La crisi metterà la gente nei problemi, noi dobbiamo approfittare di questa crisi. Noi questo abbiamo fatto in Grecia, non abbiamo fatto nessuna filosofia, non abbiamo fatto nessuna grande analisi, noi abbiamo preso dalle nostre librerie nessun classico per vedere come reagire. Abbiamo puntato sulla crisi e abbiamo convinto la gente. Allora facciamo questa cosa perché la crisi durerà per anni e noi dobbiamo essere pronti per dare la battaglia dopo il 26 di maggio e lì dobbiamo essere insieme il 25 e uniti il 26 per continuare a creare veramente una sinistra non subalterna ai progetti degli altri. Io lo dico perché abbiamo fatto in Grecia, ma lo facciamo anche nelle altre paesi dopo. Non ci sono più spazi per la centrosinistra. Questo esperimento è finito con l'austerità. Se ci piace a tutti che i socialisti, i socialdemocratici, il Partito Democratico qua si è schierato dall'altra parte, però loro stanno lì. E l'abbiamo visto anche con l'Olanda, preso le elezioni amministrative, qual era la sua risposta? Andare più moderato e andare a fare tagli. Allora, con questi qua non si può trattare, non è facile fare dei conti, perché quando uno vuole distruggere la società tu non puoi andare lì a rimediare, a fare pasticci. Questa cosa si tratta. Allora, cerchiamo allora di costruire una sinistra autonoma in Italia, avere un grandissimo risultato del 5 maggio per continuare dopo, per essere poi quella sinistra, una sinistra forte, quella che poi darà il passo della politica in Italia, perché di questo si tratta. Questa è la nostra sfida in tutta l'Europa. Queste soluzioni, i socialisti perderanno una grandissima sberla dappertutto con le politiche che hanno fatto, allora approfittiamo di questa cosa e dobbiamo spiegare anche alla gente che se c'è un voto utile in queste elezioni è il nostro voto. Grazie. Grazie. Aggiungo solo una piccola cosa prima di presentare Antonio. È tanto più vero quello che Alvise ci ha detto adesso,
quanto più si consideri proprio l'ultimissima manovra sul mondo del lavoro, parlo del Jobs Act di questi giorni, perché l'Italia è il paese di tutta l'Eurozona che ha il maggior tasso di disoccupazione giovanile. Questo è un dato che dovrebbe far riflettere. E questo nuovo decreto, che poi diventerà di effetti legge, in queste ore non farà altro che precarizzare ulteriormente di più. E in una situazione come quella dell'Europa già devastata, in un paese già devastato come quello italiano, questa sarà una botta che difficilmente può sentire la sua, a meno che, come diceva proprio adesso, non si cambi completamente rotta e si prenda tutt'altra strada. E quindi adesso lascio la parola al dottor Broia, che ringrazio, il Presidente di Azione Civile. Mi permetto nel frattempo di ringraziare tutto il comitato di Milano della lista Tsipras e di Azione Civile che hanno permesso questa serata e hanno permesso ad San Antonio di essere qua. Grazie a voi per aver organizzato quest'altro incontro. Ma per continuare le cose molto giuste e corrette che Archisi si diceva, appunto io credo che siamo in una svolta importante, non solo per l'Europa, certamente per l'Europa, ma direi anche e soprattutto per noi, per l'Italia. Perché? Perché noi abbiamo due grandi problemi davanti. Uno è quello della crisi divorante che sta uccidendo l'economia italiana e sta rendendo gigantesca la frattura sociale tra i più poveri, sempre più poveri, sempre di più, e i più ricchi, sempre più ricchi e sempre meno. Ma l'altro grande nemico che noi dobbiamo combattere, e questa è l'occasione per combatterlo, è la profonda sfiducia. La profonda sfiducia che ha preso gli italiani tutti, anche quelli che si sono battuti, hanno combattuto lotte sociali, politiche negli ultimi anni e che oggi, proprio per questo, stanno ingrossando da un lato il ribellismo puro alla Grillo che si trasforma nell'antieuropeismo e dall'altro quello che sarà, credo è facile prevedere, certamente il partito di maggioranza in Italia sempre più grosso, cioè il partito dell'astensionismo. Cioè noi abbiamo un astensionismo crescente che nasce da una profonda sfiducia nella politica, che è frutto da un lato della devastante crisi morale, prima ancora che ideale, prima ancora che politica, che ha colpito e domina tutta la cosiddetta classe dirigente politica e non solo politica del nostro paese, ma dall'altro dalla sfiducia che hanno preso i settori della sinistra dei vari risultati. Bene, soprattutto ne conosciamo abbiamo i risultati delle ultime elezioni politiche, che ha fatto sì, con non essere riusciti con rivoluzione civile a raggiungere il quorum, a lasciare una parte importante del nostro paese senza rappresentanza. Allora noi abbiamo davanti una sfida importante, che non è soltanto quella importantissima di dare voce e rappresentanza a questa parte d'Italia assieme a questa parte d'Europa che si batte appunto per un'altra Europa con Tsipras, e non possiamo che rinnovare sempre i ringraziamenti a Tsipras e a Syriza perché ci aiuta ad avere più fiducia in noi stessi, individuando anche un leader non italiano che serve a mettere da parte certi personalismi che a volte nella politica italiana e nella sinistra italiana sono stati il principale causa delle divisioni e delle difficoltà di unione della sinistra del nostro paese. Ma io credo che soprattutto noi abbiamo una sfida che significa che questo lo dico non solo nell'ottica importante europea, delle nazioni europee, del contenuto di svolta che si può dare all'Europa, ma anche guardando al nostro paese. Non possiamo nasconderci che oggi la competizione elettorale europea in Italia avrà un forte significato politico e potrà pesare anche sui tempi della nostra legislatura nazionale
le elezioni politiche prossime. Allora l'azione civile, con convinzione, ha deciso fin dall'inizio di aderire a questo progetto politico, non soltanto perché crediamo che un'altra Europa è l'unica soluzione politica possibile per affrontare la cosiddetta crisi, che altrimenti invece non è soltanto una crisi, ma che sarà sul prossimo futuro. Non soltanto perché crediamo nel progetto di un'altra Europa che è l'unica soluzione per avere un'altra Italia, non soltanto perché crediamo che il progetto anche di alleanza di forze che nella loro diversità hanno lo stesso obiettivo, sono appunto il modello che si è adottato in Grecia, sia l'unica soluzione non solo per un'altra Europa, ma per un'altra Italia e per un'altra politica, ma direi anche e soprattutto perché noi crediamo nel progetto che deve andare al di là di questa scadenza elettorale. La sfida politica dell'altra Europa così per in Italia deve essere non di avere messo insieme forze politiche, movimenti, associazioni che hanno una stessa idea della politica, una stessa idea dell'Europa e quindi che cercano una soluzione all'ingiustizia sempre più grave e profonda che riguarda l'Europa come riguarda l'Italia, ma anche trovare un modello di aggregazione nuova e diversa per proporre un modello di partecipazione politica nuova e diversa di cui abbiamo bisogno. Noi siamo dentro una grave crisi di democrazia, che è la crisi di rappresentanza, che è la crisi dei partiti, che è la crisi dei sindacati, che è la crisi anche dell'associazionismo interno alle varie categorie. Allora noi da questa crisi possiamo uscire soltanto con un modello di partecipazione diversa, e questo modello di partecipazione lo si può realizzare soltanto creando uno strumento, per carità non abbiamo nessuna formula magica, ma dobbiamo tenere aperto questo progetto, mettendo insieme tutte queste forze con uno spirito di condivisione, non di separatezza, con uno spirito non di concorrenza ma di compartecipazione, con uno spirito paritario di apertura che io vedo in questo spirito nuovo dell'altra Europa con io vedo tornare una passione per la politica che potrebbe essere l'ultima occasione che abbiamo per riprendere tutti noi animo e fiducia. Allora questa è la ragione in più per la quale queste ultime settimane sono settimane nelle quali bisogna impegnarsi, viste le difficoltà dalla parte di una politica che in Italia più che altrove è una politica degli slogan, degli annunci, nel quale paghiamo i disastri del ventennio del berlusconismo, che ha prodotto il liderismo che oggi specularmente esprimono Renzi e Grillo. Io dico che il fenomeno Renzi e il fenomeno Grillo per certi versi sono tutti e due frutto dei 20 anni del berlusconismo, perché la semplificazione ha messo spirito, ma esprimendo l'uno Renzi la apparente volontà del rinnovamento, in realtà riproducendo fenomeni di stabilizzazione, e l'altro Grillo con espressioni sostanzialmente di tipo eversivo che però nulla cambiano. Sono le due facce che Berlusconi ha espresso in questi 20 anni, che è stato eversivo e stabilizzante nello stesso momento e che ha riprodotto una politica che è stata politica degli slogan e degli annunci. Renzi e Grillo sono dentro questa stessa logica ed è la morte della politica. E allora il fatto che dall'altra parte noi proponiamo dentro una censura esasperata ed accanita nei confronti di ogni proposta politica diversa da quella del pensiero unico, di cui ciascuno di questi è soltanto una faccia, ma di una stessa medaglia, non di medaglie diverse. Il fatto appunto che si operi in questa difficoltà deve darci come nostro primo obiettivo quello di, con tutte le forze che disponiamo, di
cerca di colmare questo gap informativo, perché il problema principale che oggi abbiamo, ecco perché bene tu dicevi, bisogna uscire fuori, bisogna andare alle strade, bisogna farci conoscere. Il problema è che la maggior parte di persone non sa che noi esistiamo, non conosce la nostra proposta politica, non sa cosa significa l'altra Europa con Tsipras. Sembra una stravaganza il fatto che noi abbiamo una proposta appunto per un leader straniero e non abbiamo nessun italiano simbolo che con la sua faccione riempia diciamo, le vie della città. Bene, allora noi dobbiamo riuscire a colmare questa difficoltà, perché andiamo contro la semplificazione mediatica, andiamo contro anche un certo conformismo, non sempre è un conformismo che è un conformismo culturale del torpore del nostro paese. L'Italia è dentro un torpore politico-culturale e anche questo frutto del ventennio berlusconiano. E allora dobbiamo però, proprio perché abbiamo davanti un progetto che è l'unico progetto che può farci riappassionare alla politica e fare riappassionare alla politica un gran numero di italiani, che altrimenti consegniamo all'astensionismo, perché è lì il nostro bacino elettorale al quale dobbiamo soprattutto guardare. Tanti italiani che sono sfiduciati nei confronti della politica, che non credono più negli strumenti della democrazia e della politica, perché sfiduciano nel voto a Grillo, l'astensionismo poco cambia sul piano del risultato politico, perché anche il voto all'antieuropeismo fino a se stesso di Grillo non cambia in altro modo le cose. Lo si è visto per quello che è successo in Italia, dove il 20% è rotti investito su un fenomeno apparentemente, diciamo, di rinnovamento certamente nuovo del panorama politico italiano, con molti contenuti che molti di noi condividono e che possiamo dire essere di sinistra sono stati congelati, immobilizzati e non hanno consentito di cambiare in nulla il nostro paese. Il nostro paese va verso una deriva, un declino continuo e inarrestabile. Allora, rispetto a questo declino, io uso sempre questo slogan, che non è uno slogan alla Renzi, ma è uno slogan che ha anche molta amarezza dentro. E noi abbiamo soltanto un'alternativa, possiamo offrire un'alternativa ai migliori italiani che sono nel nostro paese, di cambiare questo paese, diciamo, di cambiare l'Europa per non cambiare paese, per non lasciare l'Europa, perché altrimenti l'Italia e il nostro continente è destinato al disastro. Quindi dovremmo arrivare alla conclusione che bisogna lasciare, come dire, la nave prima che affondi. Bene, no, questa nave invece la si può portare su una rotta diversa. E noi dobbiamo trovare, c'è, ed è nella proposta dell'altra Europa con Tsipras, una via alternativa fra la subalternità all'Europa dei banchieri dell'alta finanza e l'antieuropeismo suicida dei movimenti populisti e antieuropeisti. Questa alternativa è quella di costruire un'Europa diversa e che in Italia Barbara Spinelli, non solo per quello che esprime come persona, ma per quello che rappresenta, anche come figlia di Altero Spinelli, cioè l'ispirazione originale di un'Europa che doveva essere, che deve essere l'Europa dei diritti del popolo, ma nel senso pieno del termine della giustizia che tu dici, che non è soltanto legalità. Noi siamo in un'Europa, in un'Italia sempre più ingiusta a 360 gradi, non è soltanto l'ingiustizia della convivenza con i poteri criminali e con i poteri mafiosi, che ogni giorno in Italia è proposta, ma è l'ingiustizia economica, l'ingiustizia sociale, l'ingiustizia ambientale, nel rapporto di sfruttamento con l'ambiente che certi sistemi economici
tirani della nostra Europa producono, bene, allora noi dobbiamo invertire questa tendenza. Beh, per invertire questa tendenza abbiamo soltanto un'arma a disposizione, che è la democrazia, e restituire democrazia nel senso però pieno del tempo. Oggi tutti apparentemente in campagna elettorale si lamentano dell'Europa e tutti dicono di essere contro la Merkel, perfino chi poi appoggerà, ha già sostenuto e continuerà a sostenere le politiche della Merkel. Allora, l'altra Europa con Tsipras è l'unica vera alternativa all'Europa della Merkel, all'Europa dei banchieri, all'Europa dell'alta finanza, all'Europa della crisi, all'Europa del disastro. Dobbiamo iniziare dall'Europa, da italiano, guardando anche con speranza ai passi del gigante che ha fatto una sinistra grigia. Guardiamo anche all'Italia, perché paradossalmente questa non è, anche se ci concentriamo su questo risultato elettorale, questo non è un punto è la prima tappa, il punto di partenza. È importante partire un progetto ampio servizio perché è importante che nessuno si possessi del progetto e tutti si mettano a servizio del progetto. In questa direzione noi ci muoveremo e ci contiamo. È importante che ciascuno di noi ci metta l'animo, l'impegno e la passione giorno per giorno, ora per ora, perché ogni minuto di qui al giorno dell'elezione è prezioso. E quindi votiamo, anche se votiamo tutti i nostri candidati con Tsipras. C'è qualcuno che vuole intervenire, vuole fare qualche domanda? Credo che si fanno contemporaneamente queste cose. In tutti i paesi facciamo il nostro paese insieme con tutti gli altri. Questo è il fatto che io quando dicevo la sfida politica nazionale italiana, diciamo, la sfida parallela in questo progetto. Azione civile, lo ho detto chiaramente fin dall'inizio. Io l'ho detto, scritto nel primo documento, in un articolo che venne pubblicato sul Fatto Quotidiano, quando formalmente, come Antonio Ingroia, ma come Presidente dell'Azione Civile, dichiariamo di aderire al progetto. Noi aderiamo al progetto, ovviamente perché riteniamo importante la scadenza europea, ma soltanto il fatto che questo deve il primo passo per costruire qualcosa di più ampio anche. Io credo che da qui su questo tema si debba aprire un dibattito, perché ne parleremo dopo le elezioni, per ora concentriamoci sulle elezioni. Certo, probabilmente non tutti coloro i quali sono dentro il progetto la pensano nello stesso modo rispetto al fatto che deve essere un progetto di più ampio respiro che va al di là delle elezioni europee. Noi dobbiamo convincere anche questi nostri, diciamo, compagni di strada, e il modo migliore per convincerli è facendo ottenere un risultato straordinario a questa lista. Se questa lista otterrà un risultato straordinario, avremo un argomento in più per convincere i nostri compagni di strada che questa è la strada da seguire. Sono d'accordissimo, non abbiamo alternativa. Come tu sai, Azione Civile è nata proprio per come dire, noi l'abbiamo pensato in Italia, sono arrivati dopo, non già pensato con Syriza in Grecia, non c'è nessuna possibilità di fronte a questi colossi che hanno peso e sostanza dei cosiddetti poteri forti, economici, eccetera, che hanno le spalle con piccole forze per poter affrontare questi colossi. L'unica possibilità è creare questa coesione forte, anche con ispirazioni diverse, non è necessario che tutti quelli
stanno dentro questo progetto abbiano esattamente le stesse idee, lo stesso ideologico, la stessa matrice ideologica culturale. L'importante è che si abbia lo stesso orizzonte e gli stessi obiettivi. Potrei comunque aver stato sotto questo profilo un'esperienza di sinistra che può costituire un modello. Ricordo che secondo me per la prima volta l'Italia disse che l'Italia e il modello della sinistra italiana aveva costituito un modello per i greci. Ci fu qualche risatina nella platea, perché in realtà noi non ci crediamo più del fatto di poter essere un modello trainante, perché lo eravamo e sappiamo i risultati a cui siamo arrivati. Beh, allora si tratta di fare un'osmosi. Noi siamo stati un modello per i greci, oggi i greci possono essere un modello per l'Italia, speriamo che questo modello venga raccolto dagli italiani. La crisi offre possibilità. Στελάνα είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες siamo trovati a Genova tutte le sinistre immaginabili e possibili, politiche, sociali, eccetera, e da lì è partita l'idea di continuare. Abbiamo fatto un forum, un luogo di dialogo, e poi è diventato una SISA con 3 componenti, fino ad arrivare a 13 componenti che poi si sono risolti per fare il partito volontario. Però la cosa importante, secondo me, è questo, che magari in questo momento si discute, poi qua si vive una sinistra molto forte, solo che questa forza non si vede a livello politico, perché qua c'è una sinistra forte a livello sociale, del volontariato, che noi non l'abbiamo. Noi, se io lo dico molte volte, ho dato questo tema, se noi avevamo il radicamento chiaro qua, le vostre associazioni, il volontariato, eccetera, noi in Grecia non andavamo lì a vincere le elezioni, facevamo una rivoluzione sociale, però noi non abbiamo questa esperienza e anche questo l'abbiamo visto molto bene. Abbiamo avuto nel momento della crisi tantissime relazioni con tutte queste associazioni, dai LACI, dai centri sociali, dai movimenti per l'acqua, di tutto questo. Abbiamo cercato di fare anche noi la nostra esperienza, siamo nello stesso paese, l'Europa è nello stesso paese, siamo 2 diverse regioni, parliamo ancora diverse lingue, però ci vediamo molto bene quando si tratta di fare delle cose. Per me non è una cosa subnormale avere una lista elettorale in Italia, come non sarebbe una cosa fuori dal luogo di avere un rappresentante della sinistra spagnola in Grecia. Siamo la stessa cosa, abbiamo gli stessi problemi, abbiamo gli stessi delinquenti che ci hanno governato negli anni, non abbiamo fatto le stesse porcherie, non cambia niente. Il più grande canale privato in Spagna è Berlusconi. Allora, dobbiamo dare una risposta. Noi abbiamo fatto una cosa molto importante, secondo me quello che dobbiamo fare dappertutto. Queste elezioni il Partito Socialista non si presenta nemmeno con il suo simbolo, nasconde solo un simbolo che si chiama di Ulivo. Lì sono arrivati, perché probabilmente non potevano eleggere nemmeno un europarlamentare. Nelle prossime elezioni politiche scompariranno se dovranno essere quella nuova democrazia. La sinistra ce la può fare. Abbiamo un grande alleato che è la crisi. Scommettiamo su questo disastro. Loro ci vogliono annientare e noi dobbiamo capovolgere la situazione. Questo è. Loro vogliono annientare tutta la classe media, vogliono farci diventare cinesi dentro l'Europa, lavorare tantissime ore senza nessuna garanzia, senza nessun individuo e essere anche contenti. Questo non si può fare, questo basta. O puntiamo su questo, uniamo le nostre forze, scordiamo anzi tutte queste debolezze, le nostre divisioni, le nostre stupidate, è la nostra forza in questo momento, perché abbiamo capito dove acaba la cosa da correggere e siamo tutti insieme, questo è il discorso. E questa è la nostra forza. Lavoriamo con la gente che ha i problemi e in Spagna utilizzano espressioni molto forti. Siamo la maggioranza sociale, dobbiamo diventare anche la maggioranza politica. Questo dico, perché la maggioranza sociale siamo noi, è ovvio. Allora dobbiamo diventare dappertutto maggioranza politica.
E un'altra cosa che dicono che molto non viene bene perché siamo un'altra cosa, viene molto bene. Non parlano di austerità, parlano di austerizismo. Questa austerità uccide. Questa è la nostra differenza con tutti gli altri. Perché io sono competitivo anche lì quando eravamo ieri a Malarò, non c'erano quelli del Partito Democratico che parlano, ma questi qua ogni volta che vanno al Parlamento alzano le mani e guardano delle cose. Queste cose che è risultato di andare a ammazzare la gente, tutti questi sussidi che abbiamo avuto in tutta Europa, che sono è una guerra che evidentemente eliminano la gente. Contro queste disperazioni dobbiamo lottare. Questa è la nostra vita, perché noi siamo la maggioranza sociale. Andiamo il 25 maggio qua in Italia a dimostrare che qua c'è un'altra sinistra, c'è una sinistra vera che vuole combattere, e poi se noi prendiamo 5, 6, 8, non lo so quando possiamo arrivare. Non è detto che dopo pochi mesi davanti a questo merito non può essere uno, 2, 3, 4, 5. Questo è il nostro compito. Basta tutti andare a fare la ciliegina nella torta del centro qualcosa. Questa è finita questa storia con la crisi. Stavo a mangiare, ma ti do una notizia per agganciare a quello che diceva Antonio, cioè l'auspicio di Antonio di riuscire a fare di duplicare questa esperienza anche a livello nazionale. In questo momento abbiamo amministrative in Italia, oltre che le europee, comunali e regionali. E ve lo dico perché ho il polso della situazione, essendo la referente nazionale di azione civile. In quasi tutte le amministrative in Italia e nelle regionali che si stanno tenendo in questo periodo, quindi in contemporanea, quindi nell'election day del 25 maggio, le componenti sono le stesse, cioè in molti casi i simboli usati per quelle liste riprendono in qualche modo l'Alto Europa per sinistra. Faccio semplicemente riferimento per semplificare al Piemonte, dove si chiama l'Alto Piemonte a sinistra. Quindi io credo che insomma il germe che abbiamo messo con questa lista possa davvero dare dei frutti e anche dei buoni frutti. Grazie e buon appetito. Cioè non vorrei insomma avere capito. Ciao fanciulle, ciao Bruna, ciao Franca, ciao. Sono al pelo, ciao ragazzi. Ciao a voi ragazzi, grazie. Mi dispiace, fammi sapere se ci rimetti, No, non ci rimetti. Riesco a fare. Sì, devo andare, ciao. Ciao ragazze, Fiorazza e una pace, no? Come si dice in Grecia, gli italiani greci, Fiorazza e una pace, no, una pace, una razza e una pace. Io ho ripreso. Adesso sto bene? Non avevo visto, stavo parlando. Scappo. Ma com'è per mangiare prima volevo potenziare Ciao, no. Come va? Bene, bene. Mi ha finito il tempo, va. Do il tempo, purtroppo non posso mangiare. Stai intervistando? Beh, direi che è stato in diretta televisiva, l'hanno visto tutti gli italiani. La circostanza un uomo che si presenta capo degli ultras con una maglietta che inneggia un assassino che ha ucciso un poliziotto e divenga interlocutore del capitano della squadra che sta giocando accompagnato dalla funzione dello Stato, se non è trattativa questa per cercare di ottenere, diciamo così, una pacificazione dell'ordine pubblico, come si potrebbe definire. E io ho detto che naturalmente si tratta di cose, di situazioni ben diverse, ma sono entrambi sintomo di una scelta politica e culturale dell'Italia e purtroppo anche delle istituzioni, quello di convivere con le violenze di ogni forma. Se si convive con la violenza della mafia e
infatti noi dalla mafia non ci siamo liberati, diventa facile purtroppo convivere anche con la violenza degli Stati, invece occorrerebbe un diverso atteggiamento, un atteggiamento di intransigenza nei confronti della mafia e nei confronti della violenza degli Stati.